La nostra espansione comincia a preoccupare seriamente Venezia. Ma anche i Visconti e gli Estensi sono allerta. Dobbiamo consolidare le nostre fortezze, a cominciare dalle mura di Verona. Con lui la città cambia volto, si espande. A sud il perimetro delle mura viene allargato fino a comprendere il monastero benedettino di San Zeno. A nord, lo Scaligero fa costruire una importante cinta muraria, includendo l'intero arco delle colline. La struttura è rimasta oggi quasi intatta. Una muraglia lunghissima dalla pianura si arrampicava sul crinale delle colline, abbracciando e rendendo impenetrabile l'intera città. A sottolineare l'importanza delle mura di Cangrande, basti ricordare che resteranno ossatura portante anche nei secoli successivi, prima con la Serenissima, poi con l'impero austro-ungarico. Mura, torri, porte davano l'immagine di una città inespugnabile. La cinta, portata a termine nel 1324, con eccezionale rapidità, da uno stuolo numerosissimo di maestranze, richiese nel tratto collinare un duro lavoro per aprire sul tufo un profondo fossato. Lo stesso materiale di scavo servì a costruire le mura. Anche l'Adige era fortificato. All'ingresso del fiume in città è rimasta una torre dalla quale si tendeva una catena a sbarramento della via d'acqua. Il gancio è tuttora visibile. Le mura di Cangrande avevano incluso quartieri in espansione, ma anche terreni scoperti ed orti, indispensabili in caso di assedio per garantire cibo alla popolazione, agli animali e a quei cavalli da guerra che costituivano l'elemento necessario dei successi degli eserciti scaligeri.